si sentì confortato a descrivere la campagna, con le antiche ville veneziane e il fiume lento dall'acqua chiara e i pigri fossati e i filari di pioppi messi a confine dei campi. Il PSR Veneto è anche sviluppo sostenibile. Tra gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, infatti, c'è l'uso efficiente delle risorse naturali e il passaggio a un'economia a basse emissioni di anidride carbonica. Diversificazione delle colture e ecosostenibilità sono le parole chiave per il futuro dell'agricoltura. Con gli aiuti europei del PSR Veneto, la società agricola Fraschina Mariconda ha potuto realizzare un pioppeto che permette di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Io ero un'insegnante, ho insegnato tutta la vita, poi una volta in pensione abbiamo fondato questa società agricola in 3 e abbiamo quindi coltivato a cereali per 10 anni, mais, frumento, soia e solite coltivazioni. Anche su consiglio dell'associazione di Castelmassa ho pensato di piantare pioppi e loro mi hanno veramente aiutato, nel senso che mi hanno detto che c'era la possibilità di avere il finanziamento, quindi un aiuto finanziario. Il pioppetto sono più di 9,5 ettari perché la nostra società ne ha il doppio di terreno, metà è stata data in affitto e l'altra metà l'abbiamo fatto pioppi, anche se penso che in futuro faremo tutti pioppi, visto che è stata un'esperienza positiva. Abbiamo pensato di fare la certificazione che ci impone ulteriori regole rispetto al finanziamento regionale, ma che ci permette anche di avere una cultura più ecosostenibile, cioè più rispettosa dell'ambiente, quindi ridurre al minimo gli interventi chimici, anche se le pioppi vanno seguite. Il PSR del Veneto è stato per me un supporto molto importante, al di là dell'aspetto economico, perché quando si inizia una nuova attività, sapere che c'è chi ti segue, chi ti consiglia e che sei in sintonia con le scelte generali è sicuramente un aiuto fondamentale. De Luca SAS è un'azienda boschiva storica che grazie al PSR Veneto ha potuto modernizzare la sua struttura. Sono De Luca Antonio, lavoro nella legna, nel cipato, nella biomassa in genere. Per avere il punteggio di aver diritto bisognava associarsi, allora abbiamo formato, eravamo 4 ditte, le prime, il Cogefor, Consorzio Gestione Forestale, e con quello si dava punti e si entrava bene nel punteggio per questo PSR. PSR ci ha aiutati tanto. L'esigenza di questo capannone è venuta in mente perché la clientela si è allargata. Mio figlio ha avuto la bella idea di comprare il cipatore e di far cipato eccetera, però la legna e anche il cipato ci vuole asciutto, ci permette quando piove 2 o 3 giorni di avere il materiale prodotto al coperto, quindi poi puoi consegnarlo subito asciutto. Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura. Irrivision è un gruppo operativo creato per diffondere una nuova tecnologia per la gestione razionale dell'irrigazione basata su visione artificiale. Il gruppo operativo Irrivision nasce innanzitutto dall'incontro fra il mondo della ricerca e il mondo di una piccola media azienda come la nostra che si occupa di tecnologia. Entrambi questi mondi che guardano all'agricoltura. Il sistema che vogliamo testare permetterà infatti di poter utilizzare la risorsa idrica nelle quantità e nei momenti che riteniamo davvero necessari per le esigenze idriche delle piante e d'altra parte permette anche un risparmio economico all'azienda. In questo progetto abbiamo quindi coinvolto diverse aziende agricole nel settore vitivinicolo e nella coltivazione del kiwi, che sono le 2 colture su cui abbiamo voluto specializzare la sperimentazione di questa tecnologia. Il contributo del PSR che ci è stato dato dalla Regione Veneto è stato assolutamente importante in quanto ha permesso innanzitutto di aggregare partner diversi, di diversa natura e di diverse competenze e ci ha permesso di testare, di impostare la sperimentazione di questa tecnologia su larga scala. Quale sarà il futuro dell'agricoltura in Veneto e in Europa? Secondo me devono fare delle scelte che rispettino l'ambiente, coltivazione ecosostenibile, cioè che rispetta l'ambiente, che con uso limitato di sostanze chimiche. È chiaro che tutto questo influisce sull'ambiente in senso positivo e quindi anche sul clima.
Dopo le incognite ci possono essere, ma possiamo aiutarlo, insomma, il clima in questo modo. Di più aiutando le aziende, perché se guardate la mia azienda da piccola cosa è diventata, lavorando naturalmente, e continuare con questo PSR è molto importante perché dà lavoro alle famiglie. Io do lavoro a 11 famiglie. L'Europa deve investire sulla ricerca e sull'innovazione che permettano di fornire al mondo agricolo gli strumenti e le competenze necessarie per adattare il proprio lavoro a quelle che sono le problematiche ambientali che vogliamo affrontare.